La tua radio. Ciao a tutti, bentornati alla Cittadella. Io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Qualche giorno fa, dopo l'assalto dei centri sociali alla redazione torinese della Stampa, Francesca Albanese non ha trovato di meglio che commentare. Ha sì condannato la violenza, ma ha anche aggiunto sia da monito per la Stampa. Tradotto, se vi pestano forse è perché avete scritto qualcosa che non dovevate scrivere. Il PD bolognese in tutto questo, che quella cittadinanza l'ha votata a ottobre, adesso si trova un po' con le spalle al muro. La capogruppo De Giacomi in questo è chiarissima e dice: "Le parole sull'assalto sono assolutamente da condannare, ma la cittadinanza onoraria è stata assegnata per il lavoro che Albanese ha svolto all'interno dell'ONU. In pratica il ruolo istituzionale è blindato, le opinioni personali sono un optional che non ci riguarda". Tuttavia però il PD è spaccato completamente in 2 perché, ci sono posizioni sia da una parte che dall'altra, in quanto le posizioni di Albanese non piacciono a tutti, quelli di sinistra, che anzi ritengono invece abbia preso una strada ben troppo radicalizzata e ideologica. Il centrodestra ovviamente in questo non molla assolutamente la presa. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia attacca dicendo: "Il PD ormai è più a sinistra dei centri sociali". La Lega invece parla di incapacità grave di prendere le distanze. E allora io a questo punto, per dibattere sul tema, do il benvenuto ai nostri ospiti speciali, quindi benvenuto all'avvocato Simone Pillon e a Dino Giarrusso, giornalista. E partirei proprio da, Giarrusso, no, la domanda è molto semplice: fino a quando si può separare il merito di una persona dalle sue parole? Cioè, specie quando quelle parole giustificano, anche solo velatamente se vogliamo, la violenza contro chi fa informazione. Ma guardate, io onestamente non concordo, Matt, con la tua analisi con la quale hai presentato il caso, nel senso che Francesca Albanese ha più e più volte e in ho sentito anche diverse interviste video, quindi diciamo non c'è il rischio della trascrizione sbagliata, ha condannato duramente quelle violenze dicendo peraltro così si fa il gioco proprio di chi vuole oscurare proteste motivate, perché si parla dei violenti in maniera anche giusta, perché è una cosa schifosa che si assalti la sede di un giornale, è una cosa indegna, una cosa vergognosa e insensata, ma lei sottolineava fosse anche masochistica per la causa, nel senso che se poi, anziché parlare delle ragioni di una protesta, si parla di alcuni pazzi che compiono un atto criminale, violento, è chiaro che non si parla più dell'argomento in oggetto, che era appunto la situazione a Gaza, che anche dopo la tregua è pessima. Detto questo, io credo, poi non so cosa ne pensa l'ex collega Pillon, lo hai presentato come avvocato, ma è stato un parlamentare come io sono stato un europarlamentare, io credo che il problema di questa vicenda sia al solito l'errore drammatico, e non so più nemmeno se siamo in tempo per riparare a questo errore e quanto ci vorrà, se ci riusciremo, di non dividersi in tifosi e soprattutto di non conoscere più, diciamo, la scala di grigi. È tutto bianco, tutto nero. Cioè, mi spiego, Francesca Albanese, tu hai presentato questa vicenda. Francesca Albanese è una reporter dell'ONU, è una persona che ha dei meriti, ha dei demeriti, come tutti noi, che può fare e dire cose giuste, può fare e dire cose sbagliate, come tutti noi, e invece oggi in Italia si parla di lei o come l'eroina dei due mondi che rivoluzionerà e cambierà l'universo perché è la migliore essere umano della Terra, oppure di una disgraziata da cancellare perché è una violenta, perché è inaccettabile. Non è nessuna delle due cose. Ah, a me quando disse al sindaco di Reggio Emilia, correggetemi se sbaglio, va bene, deve chiedere prometta che non lo dice più. Ecco, per me quella è un'opinione sbagliata, che non doveva dire. Io su questa vicenda credo sia stato molto gonfiato, invece in questo caso di cui stiamo parlando oggi, la sua frase sul monito, perché lei ha detto una cosa. Cioè dici che c'è stata una manipolazione mediatica su questo? Ma non sarebbe né la prima, né la seconda, né la 10ª volta, sarebbe la 100.000ª. Cioè io vi invito tutti voi, chiaramente parleremo di oggi di questo, però io invito tutti voi a ragionare su come funziona oggi la stampa in Italia. Peraltro non è un discorso di destra o di sinistra o di centro, perché questo vale per tutti
i mezzi di comunicazione nei confronti di tutti. Cioè ci sono delle cose che vengono sottolineate e diventano fonte di scandalo, fonte di discussione, di dibattito, come stiamo facendo correttamente oggi, invitando anche persone che magari hanno opinioni diverse, vi ringrazio per l'invito, e poi ci sono delle cose che invece per esempio vengono ignorate. Io voglio ricordarvi una cosa semplicissima: un conduttore di un programma mattutino della 7 recentemente è stato filmato mentre diceva, dopo un incidente stradale, viva le Brigate Rosse, vi devono sparare in testa o qualcosa, sicuramente diceva viva le Brigate Rosse, perché la polizia lo aveva, credo, fermato, non so se era in stato di ebbrezza, eccetera. Voi l'avete letta questa notizia sul giornale? C'è qualcuno che dice che questa cosa è inaccettabile? C'è qualcuno che dice che questo... Cioè, l'avessi fatta io una cosa del genere, o l'avesse fatta Francesco Borgonovo, noi saremmo stati, sia io che Borgonovo, e che siamo persone, diciamo, che vengono da esperienze politiche differenti, sulla prima pagina di tutti i giornali dicendo lo scandalo, Giarrusso ha detto viva le Brigate Rosse o Borgonovo ha detto viva le Brigate Rosse. Invece l'ha detto qualcuno che è stato protetto. E il problema, secondo me, è proprio questo. Poi, naturalmente, sulle parole di Francesca Albanese rispetto alla condanna della violenza concordo. Sulle parole del Monito credo che sia stata molto gonfiata quello che lei ha detto. Lei ha detto... Però lo ha detto, no? Sì, lei ha detto... E quindi com'è la stampa... interpretabile? No, è interpretabile perché se tu senti tutte le sue dichiarazioni, lei dice mai violenza, sbagliamo, così facciamo il male della nostra causa, però attenzione, la Ma stampa posso italiana dire non una cosa, funziona, non è obiettiva. Dino? Questo è, mentre io ripeto, se avessimo, però ti lascio subito la parola, Francesco. Se non a caso ho premesso la cosa di Reggio Emilia, perché io non sono uno di quelli che pensa che Francesca Albanese ha sempre ragione, assolutamente no, mentre alcuni lo pensano e lo scrivono pure, e questo è uno dei problemi che affrontiamo. In questo caso mi pare che la sua obiezione sia stata gonfiata ad arte, perché ha dei nemici, per esempio Renzi e tutti i renziani nel PD e fuori dal PD, che vorrebbero allontanarla. Mi chiedo poi come si faccia a fare un campo largo o una opposizione unitaria se nella stessa compagine c'è chi esalta Francesca Albanese, per esempio molti dei 5 Stelle, e chi la condanna senza appello, per esempio i renziani dentro e fuori il PD. Vedi, al di là, cioè noi non riusciamo a ragionare nel merito perché ogni cosa sembra la P2, no? Ha sempre un secondo, terzo, quarto livello, cioè è una roba così. Se tu vedi, ragioni sul caso in sé, a me viene da dire l'albanese, sì, i distinguo in questo caso sono veramente molto sgradevoli e purtroppo sono emblematici di una mentalità, poi adesso sentiremo anche Simone Pillon. Cioè, l'albanese che dice così, a cui scappa detta questa cosa, è un po' come Annalisa Cuzzocrea che a un certo punto intervistata dice hanno sbagliato giornale, no? Come se invece fossero dovuti venire, non so, alla Verità un altro giorno, allora, capito, andava bene. E gli stessi toni non li hanno utilizzati quando c'è stato il famoso assalto alla CGIL, anche lì con modalità diciamo molto particolari, abbiamo visto che la polizia li aveva accompagnati, insomma tutta una cosa un po' strana, e lì ci sono state condanne pesantissime, si chiese lo scioglimento di Forza Nuova, che peraltro non esisteva praticamente già più, di tutta una serie di movimenti, cioè lì l'indignazione totale. In questo caso sì, vabbè, sono ragazzi, cioè un po' in fondo ci hanno ragione. Questa è una cosa schifosa che c'è, secondo me. Poi esiste un altro livello e quest'altro livello è il livello in cui Francesca Albanese è diventata una specie di santino della sinistra, in mancanza Di una parte, drammatica di una di parte una della parte della sinistra. sinistra, perché poi c'è Giannini che l'attacca appena respira, capito? Cioè è È in specchio anche di una mancanza, contraddizione interna. però è drammatica mancanza di punti di riferimento, di cui purtroppo Pillon ne sa qualcosa, lo dice sempre, di cui purtroppo, tema di cui, morbo di cui soffre anche la destra, no? E viene eletta figurine, quindi ogni stronzata che dice Francesca Albanese, capito, diventa sentiamo Francesca Albanese sui Propal, ma perché? Cioè, perché Francesca Albanese deve diventare la madre? Fa l'inviata ONU. Ho conosciuto un'inviata ONU bravissima, che ha idee diverse dalle mie perché è una femminista, si chiama Rima Al-Salem, no? E fa una campagna da anni contro l'utero in affitto, da sinistra, diciamo, donna di sinistra, cioè la provenienza è chiaramente femminista, è egiziana, è una che fa una campagna contro l'utero in affitto e non se la fila nessuno, anzi l'attaccano le femministe, guarda, transfobica, no?
È così. Allora, non capisco perché l'albanese ogni volta che apre bocca o che succede qualcosa che ha anche solo vaga attinenza con Israele, c'è uno scivola in casa nel cesso mentre sta leggendo un romanzo di Amos Oz, sentiamo che ne pensa Francesca Albanese. E la Francesca Albanese nel delirio, no, di visibilità dice: ah sì, beh, mi dispiace per l'accaduto che sia scivolato nel cesso mentre leggevamo Amos Oz, però che gli sia da monito la prossima volta, e che in quel caso ci avrebbe persino ragione, no? Perché non devi stare attento quando cammini nel bagno. Ora, questa roba qui è veramente molto sgradevole. E poi c'è un altro tema, che è l'altro livello ulteriore, perché i quelli lì che non sono il gruppo pro-Palestina, sono Askat Asuna, che dovrebbe essere chiuso dal sindaco di Torino, che aveva promesso che quello spazio sarebbe stato messo a disposizione della cittadinanza, perché quello, non lo dico io, lo dicono i PM, è un covo di violenti che dal Notav in avanti, cioè, hanno fatto le peggio cose. Quello lì andava chiuso, invece sono andati a protestare per l'espulsione in arrivo, diciamo così, dell'imam Shinani. Ora, anche lì, altra vicenda gigante, per cui si dice, questo imam cosa ha fatto? È andato in piazza e ha detto, il 7 ottobre non è violenza, non è una violazione, è la risposta a un attacco. Capite che ci sono tutte queste stratificazioni qua che poi rendono le cose molto più complicate, molto meno intellegibili. Comunque mi è chiaro quello che dice Gianrusso, io la vedo più triste in generale come quadro e vorrei sentire che ne pensa Pillon. Beh, molto è stato detto e molto è già stato anticipato di quello che è il mio pensiero, però in poche parole credo che i punti siano questi. Primo, l'albanese non è alla prima uscita intollerabile, l'albanese ha acceso i riflettori su di sé, attaccando in modo partigiano, anzi in modo parziale, uno Stato sovrano, e cioè Israele, giustificando in una misura i crimini commessi il 7 di ottobre, giustificando Hamas, che deve essere considerata, parole sue, un movimento politico che ha fatto anche cose buone e non un ammasso di terroristi quali sono. Nessuno è mai riuscito a ottenere dalla albanese parole chiare di condanna contro il terrorismo di Hamas. L'albanese s'è impancata più e più volte a far la maestrina della penna più o meno rossa, già è stato citata la questione del sindaco, ma non è la prima volta, anche quando poi è venuta qui alla Marcia per la Pace Perugia Assisi, anche lì col ditino alzato a spiegare agli altri quello che devono o non devono fare, e quindi alla fine non si tratta di valutare le ultime dichiarazioni dell'albanese, che sono certamente dal mio punto di vista espressione di un delirio di onnipotenza, nel senso che ormai questa donna si sente legibus soluta e capace di dare patenti a destra e a manca anche all'interno della sinistra. Sono inserite in un albanese pensiero che ormai è molto chiaro e che, tanto per essere altrettanto chiari, è di giustificazione della violenza. Ed è questo il punto a cui io vorrei agganciarmi, cioè da sempre tutto ciò che è sinistra è legato da un pensiero marxista e gramsciano, per cui la violenza a un certo punto della storia diventa giustificabile, anzi dirò di più, la violenza a un certo punto della storia diventa l'unico modo per risolvere le questioni. Ecco, su questo io non sono in grado di seguire la sinistra. Cerco sempre di dialogare anche con i miei avversari politici, cerco di trovare terreno comune, e non di rado è successo anche in Parlamento. Ma quando si arriva a questo passaggio, a questo punto, io mi fermo, perché c'è una netta distinzione tra due definizioni che in italiano sono molto chiare: la forza e la violenza. La forza è una cosa civile, onesta, virile e giusta. La violenza è tutt'altro e non è mai giustificabile. Allora, già ha detto Francesco dell'attacco alla CGIL, che è la prima cosa che m'è venuta in mente. Quello che però mi fa ulteriormente sobbollire è che, mentre quando c'è da attaccare qualche marachella fatta da esponenti di destra, sono tutti pronti a chiamarli fascisti, quando le marachelle le fanno a sinistra, sapete come li chiamano? Fascisti.
No, sono comunisti, diciamo le cose con il loro nome e il loro cognome. Quelli non erano squadristi, come qualcuno ha scritto, quelli che hanno attaccato la stampa erano comunisti e facevano esattamente quello che il comunismo ha insegnato loro, e cioè ridurre al silenzio chiunque non la pensi esattamente come loro. E il fatto che fosse un giornale di sinistra, mi passerete il fatto che la stampa è un giornale di sinistra, rende ancora più interessante la cosa. Perché? Perché la sinistra funziona esattamente così, e cioè mentre a destra c'è la gara a chi è più moderato, e più uno è moderato e meno divisivo e più diventa il re della destra, no? A sinistra la gara è esattamente all'opposto, e cioè a chi è più puro, a chi è più di sinistra. A sinistra sono terrorizzati dall'essere sorpassati a sinistra, e difatti anche in questo caso c'è stato qualcuno più puro che ha epurato i più puri. In questo caso erano i Propal, che hanno epurato quelli della stampa, rei di avere sostenuto il pericoloso nemico sionista. Allora, anche questa dinamica andrebbe studiata in psicologia, in psichiatria, ma soprattutto in politologia, che è quello che ci interessa di fare oggi. Perché a destra ci vergogniamo di chi, diciamo, porta le deduzioni, le idee alle estreme conseguenze, quindi cerca di portare il messaggio il più radicale possibile, e invece a sinistra non solo non si vergognano, ma anzi osannano, incensano, danno cittadinanze onorarie, e anche davanti all'evidenza che quella persona forse la cittadinanza onoraria non se la meritava proprio, comunque si giustifica, si dice no, ma però, ma perché, ma di là e qua. Perché? Perché da una parte c'è una superiorità culturale a sinistra, una superiorità culturale costruita in più di 100 anni, sia ben chiaro. Quando io ho letto i quaderni dalle carceri di Gramsci e li ho letti in Commissione Giustizia al Senato, mi ricordo che la Cirinna ha avuto un attacco di fegato, me ne ha dette di tutti i colori, e ho detto: ma scusa, guarda che io sto leggendo Gramsci. Quando Gramsci 100 e passa anni fa dice: per diventare forza egemone nel paese dobbiamo prenderci la magistratura, dobbiamo prenderci le forze armate, dobbiamo prenderci l'università e la scuola, e lo scrive e lo teorizza, poi questa cosa viene fatta. Mentre a destra c'è una costante inferiorità culturale, cioè no, però perché aspetta, d'altronde quel personaggio è divisivo. Quante volte l'hanno detto di me, anche stamattina a una conferenza stampa della destra, non mi volevano perché ero divisivo, dopodiché mi hanno voluto in ogni caso, perché tanto o era così o era così, però sempre, no? Mentre a sinistra più uno è divisivo e più lo osannano. Ecco, forse una cosa che ho detto quando ero in Parlamento ai miei amici della Lega è che noi, che ci riconosciamo in un certo mondo, chiamiamolo tradizionalista, conservatore, chiamiamolo identitario, chiamiamolo sovranista, chiamatelo come vi pare, dovremmo sederci come umili scolaretti, mettere il più scemo della sinistra sulla cattedra e farci spiegare come si fa a far politica senza paura delle proprie radici, senza paura delle proprie idee, che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, sono sempre molto più avanzate e molto più corrette di quelle della sinistra. Mi Io vorrei riaggancio a un disegno aggiungere di una cosa. legge, e ho concluso, molto, molto recente, che è quello sul consenso nei rapporti sessuali. Per rigettare quella norma non serviva studiare giurisprudenza e fare l'avvocato da 25 anni, bastava leggere la firma, Laura Boldrini, basta, non si discute neanche, non va bene, non funziona, non può funzionare. Io vorrei aggiungere che è vero il discorso dell'egemonia culturale, però è anche da dire che la mia generazione, essendo il più giovane, la generazione Z, oggi invece sta crescendo con il paradigma opposto, cioè oggi si sta estremizzando sempre di più. Cioè, perché c'è un problema invece opposto, dato che la destra purtroppo in certi versi è diventata troppo moderata, perché Meloni ha cambiato drasticamente posizione, Forza Italia praticamente più a sinistra che a destra, diciamo la Lega deve assecondare un po' Fratelli d'Italia. Quello che diciamo è che noi giovani oggi o diventiamo d'estrema sinistra o d'estrema destra. Quelli che rimangono al centro sono veramente pochi. Sono veramente pochi. Quindi questo è un altro discorso che bisogna prendere in considerazione. Poi volevo tornare anche sull'imam, perché è stato Ma per citato prima. fortuna, ma scusa, ma cioè, ecco,
Ma dove vuoi stare? Ma che vuoi stare al centro? No, Cioè, no, ma io assolutamente no. No, no, abbiamo anzi. fatto anni, io non ne posso più tutte le volte, tutte le elezioni, ma non c'è lo spazio per i moderati. No, no, Così proprio mi ce ne sta viene, pure sai, troppo di spazio per i moderati, guarda. cioè, sono tutti moderati, sono tutti, quando in realtà Sì. il mondo di oggi non è affatto moderato. Quando è andato Salvini e il governo, cioè, si è moderati al massimo nei comportamenti, nei modi, ma ha fatto, cioè, fermando gli sbarchi, facendo queste, era una cosa netta sull'immigrazione che la gente chiedeva, continua a chiedere oggi, quindi non vogliono la moderazione, vogliono delle soluzioni ai problemi. Poi uno mi può dire, quella soluzione è sbagliata, va bene, proviamo un'altra strada. Ma queste vie di mezzo inutili che sono servite a tenerci buoni, Massimo, è viva che non ci sono più. Poi tu No, ma hai io sono ragione su una d'accordo. cosa. Sono estremi come dire, nel bersi la propaganda, secondo me, cioè ragionano un po' troppo poco, si fanno molto pigliare da degli slogan e poi rischia di finire male. Volevo sentire però sulla storia dell'imam una battuta, anche perché mi sa che poi siamo in Volevo... chiusura. Ah, scusa, ti ho interrotto. Sull'imam volevo dire che secondo me si è un po' spostata l'attenzione del problema dell'imam sulle sue dichiarazioni in merito al 7 ottobre, però è anche da dire che l'imam, oltre a essere un esponente di fratellanza musulmana, che ne abbiamo discusso anche l'altra volta con Saif, comunque è una persona che è stata, cioè, Piantedosi ha detto che aveva dei legami con dei terroristi noti, tra cui Halili El-Mahdi, che è un torinese di origini marocchine che è stato arrestato e condannato per apologia di terrorismo. Cioè, e in una telefonata del 2018, quando si stava facendo appunto la condanna a questo Halili El-Mahdi, è emerso fuori che questo terrorista ha consigliato di ricevere una consulenza Però a se questo posso su imam. Sì, questo, sì. Sì, c'è Simona. un grandissimo Sì, sì. problema di fondo, e cioè si confonde quella che è la giusta garanzia che il processo penale ha nel nostro ordinamento con gli atti invece amministrativi e di polizia, che non hanno come obiettivo e come scopo quello di punire un colpevole, ma hanno come obiettivo e come scopo quello di mettere in sicurezza la vita dello Stato. Allora, ci sono dei provvedimenti che il pubblico ministero può assumere nell'ambito del processo penale. Qualcuno dice: questo imam non ha violato nessuna legge, questo imam non è sotto processo per terrorismo, e difatti questo imam non è stato arrestato. Questo imam però è caduto sotto altre norme, che sono norme di carattere amministrativo e che consentono al ministro dell'interno di mettere in sicurezza lo Stato quando abbia il fondato motivo di ritenere che la condotta di quella persona straniera, sono provvedimenti che possono essere fatti solo contro stranieri, metta in pericolo la sicurezza dello Stato, oppure addirittura si rischi condotte che portano al terrorismo. In questo caso il ministro dell'interno ha tutto il diritto di espellere i cittadini stranieri, cioè tu sei uno straniero, vieni in Italia, fai casino, metti a rischio la sicurezza pubblica e addirittura ho sospetto che tu abbia dei legami con il terrorismo, senza neanche disturbare la magistratura, non ti mando a processo, non ti metto in galera, te ne torni a casa tua. Questo è un provvedimento che può essere assunto anche contro cittadini stranieri della comunità europea. Cioè viene qua un francese, comincia a rompere i maroni, comincia a sobillare la folla, comincia a gridare che bisogna tutti vendicarci, andare in piazza, non so che cosa, per fare atti violenti, oppure ha dei legami col terrorismo, questo signore francese se ne torna a pedate nel sedere a Parigi o dove gli pare a lui, ma non in Italia. Questa è una norma di buon senso, perché se uno viene a casa mia rispetta le regole di casa mia, se non le rispetta io posso chiamare i carabinieri se ha commesso un reato, se no semplicemente lo prendo a zampate sul culo e lo butto fuori dalla porta, se non ha commesso nessun reato ma mi sta dando fastidio. È una norma di assoluto buon senso. Sentiamo Dino che poi dobbiamo chiudere. Allora, cerco di essere velocissimo. Innanzitutto mi permetto di correggere Pilon quando ha detto marxismo, no, maoismo-leninismo. Marxismo è teorico, chi diceva la rivoluzione non è un pranzo di gala, è un atto di violenza, era Mao, ma stiamo parlando di cose successe o pensate 100 anni fa o 70 anni fa, eccetera, eccetera, o 90 anni fa. Il problema di oggi è interessante seguire un blog, diciamo,
che ha un'area culturale vicina alla destra, da persona che proviene da un'altra area culturale, quale io sono, perché ribalterei molte delle cose che ha detto l'ex collega Pillon. In che senso? Mi è piaciuto molto l'intervento di Massimo, cioè oggi la politica annoia. Oggi la politica annoia i giovani, annoia i cittadini che infatti non vanno a votare, nessuno ci crede più o in pochi ci credono. Le idee forti conquistano, attenzione, a destra come a sinistra. Non è vero che i destri che vogliono avere i moderati e i sinistri vogliono andare attento più a sinistra, anzi, un personaggio come Pillon viene considerato scomodo perché ha delle idee piuttosto radicali. Se posso nel mio piccolo dire la stessa cosa di me, è uguale. Tutto quel mondo renziano mi detesta follemente perché è stato da me messo un po' alla berlina, perché oggi, fra l'altro, la giornata in cui la Mogherini, messa da Renzi come commissario, insomma, in un ruolo importantissimo in Europa, è stata arrestata, e quindi poi forse né superiorità morale, oserei dire, né superiorità culturale. La scuola di Gramsci, la teoria di Gramsci di cui fa riferimento giustamente Pillon, è stata poi anche ripresa da Licio Gelli tanti anni dopo, decine di anni dopo. Gelli diceva più o meno le stesse cose: entriamo nella magistratura, entriamo nella Federazione Italiana Gioco Calcio addirittura, tanto che aveva affiliato il presidente, come vi ricorderete, e altri, i carabinieri, la polizia, cioè cerchiamo di conquistare la società a livello politico, mentre Gramsci era più a livello culturale. Qual è il problema reale oggi? Il problema reale è che si è smesso di ragionare, di analizzare, di dire Pillon ha un'idea di società, io ho un'altra idea di società, ci veniamo incontro oppure ci scontriamo e diciamo che la gente decide per quella o per quella. Oggi si ragiona molto con il tifo calcistico, che in Italia amiamo tanto, è diventato tifo politico e la politica viene vista da questa lente. Per questo si dà tanto spazio a Francesca Albanese, che normalmente, ripeto, è una persona che io stimo moltissimo per il lavoro che ha fatto lì, che alcune volte dice cose secondo me molto giuste, alcune volte dice cose molto sbagliate, ripeto, come tutti noi, e invece no, serve a far vendere più giornali, a far seguire di più i talk show, ed è testata da buona parte della sinistra, penso a Giannini, lo stesso Michele Serra ha scritto una maca, persona che io stimo, però ha scritto una maca piena di imprecisioni, l'aveva fatto Gramellini, l'avevano fatto altri, che risultano di sinistra. No, La Stampa non è un quotidiano di sinistra, è quello che ha detto la Cuzzo Crea, è ancora più incredibile, ha ragione Francesco Borgonovo. La Stampa non è un giornale di sinistra, La Stampa è un giornale conservatore, è storicamente un giornale conservatore, diciamo moderato progressista, non è il Manifesto, abbi pazienza. Poi per me andare ad assaltare La Stampa è un suicidio, cioè se c'è una cosa più cretina che potevano fare loro non c'era e infatti l'hanno fatta. Però attenzione, quando Francesco Borgonovo dice Annalisa Cuzzo Crea, dice ma perché avete attaccato noi che abbiamo denunciato il genocidio, dice una cosa delirante, forse senza rendersene conto. Se quella è la sinistra è morta, cari amici. Quello non è di sinistra, Magari. né dire quelle cose, né agire in quel modo, perché un giornale non deve essere attaccato mai, che sia di destra, di sinistra, di centro, grillino, di sotto, di sopra, giallo, verde, blu. Il giornale è sacro. Se poi fa diffamazione di Pillon, di Borgonovo, di Giarrusso, gli facciamo causa. Se abbiamo ragione vinciamo. Non esiste che tu vai lì e attacchi un giornale, ma stiamo scherzando. E non perché ha fatto il titolo sul sionismo o sul genocidio. Non si deve neanche pensare quella cosa, e invece viene detta da gente che viene intervistata da Fazio in prima serata. Quello è il problema, ragazzi. Quello è il problema. E non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di corruzione del dibattito, di corruzione intellettuale. Qui stiamo discutendo da persone civili, con idee diverse, che dicono cose perlomeno sensate, almeno a mio parere. Se oggi Pillon avesse detto dovevano attaccare il Manifesto, dovevano attaccare La Verità, gli avrei detto Simone, ma che stai a dire? Oppure onorevole, ma che sta dicendo? E invece lo dice una giornalista che è tanto amata da un ambiente di sinistra, che di sinistra non è, perché quell'ambiente, sappiate, che non guadagna un voto a sinistra. E allora la parola chiave, io ringrazio i nostri ospiti, siamo in chiusura, insomma la parola chiave è discutete civilmente. Discutete civilmente, la parola... Sì, ma degli argomenti, ecco, discutete degli argomenti e non fate i tifosi, se fate i tifosi è finita. Zero fazioni e più importanza ai contenuti. Grazie ai nostri ospiti, grazie per aver dibattuto su questo tema e noi torniamo tra pochissimo. Grazie a voi.
The fireworks are with a gun for a lover and a shot for the baby. You run for cover in the temple of love. You run for another, but still the same. For the wind will blow my name across this land. In the temple of love, you hide today. Believing pain and fear outside. But someone gave you right the weather and the tears he cried will rain on Moses' eyes, lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear my call. In the temple of love, hear my need. And the devil in the black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over. In the morning, black wind come carry me far away. With the sunlight died and the night above me. With a gun for a lover and a shot for the pain inside. You run for cover in the temple of love. You run for another, it's all the same. For the wind will blow and throw your walls aside. With the fire from the fireworks up above. With a gun for a lover and a shot for the pain. You run for cover in the temple of love. Shine like thunder, cry like rain. In the temple of love grows old and strong. Rieccoci qui alla Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Allora, dopo la questione albanese, cittadinanza onoraria e la discussione sull'imam, è il momento anche di parlare di quello che sta succedendo a Bruxelles. Allora, l'EPPO, la procura europea che vigila sui nostri soldi, fa irruzione, perquisizioni al Collegio d'Europa in Belgio, alla sede del servizio diplomatico UE e a Bruxelles nelle case private. 3 nomi finiscono in caserma tutta la notte. Stiamo parlando di Federica Mogherini, ex alta rappresentante UE, oggi rettrice del collegio, Stefano Sannino, suo ex segretario generale, Stefano Zegretti, dirigente del collegio. All'alba tra il 2 e il 3 dicembre diventano ufficialmente indagati. Si parla di frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto. Vengono sì rilasciati, però il macigno resta comunque. Il nodo qual è? Un bando da 5 milioni per l'Accademia Diplomatica Europea, un corso per formare diplomatici UE. E secondo l'EPPO il collegio sapeva già tutto in anticipo, grazie a delle soffiate interne, avrebbe comprato un palazzo a Bruges contando di vincere in modo sicuro. Il risultato di tutto questo, abbiamo quindi un'indagine aperta e con soldi nostri che forse sono finiti dove non dovevano. Allora facciamo anche un minimo di background. Chi è Mogherini? Figlia della sinistra PD, ministra a 40 anni con Renzi, diventa poi il volto della linea estera UE su Iran, accordo nucleare, rapporto con Russia, dossier migratorio nel Mediterraneo, e dal 2020 guida il Collegio d'Europa che forma l'elite europea e ora è sotto inchiesta e Bruxelles trema di nuovo dopo lo scandalo Qatargate. Allora io do il benvenuto a Carmelo Palma, direttore di Strade, collaboratore europeista e l'inchiesta, e a questo punto passo anche subito la parola a Francesco Borgonovo. Io direi che qua il punto, per carità, tutti sono innocenti fino a prova contraria, però cominciano a essere un po' questi scandali europei. Prima il Qatargate, insomma, tutte queste storie di borse di denaro, e anche lì c'era di mezzo il Partito Democratico, di alcuni esponenti del Partito Democratico,
Poi questa storia, trascuriamo, diciamo, tutto quello che riguarda Ursula von der Leyen, sulla quale secondo me si potrebbero aprire non uno, ma vari processi, diciamo così. Noi abbiamo raccontato che cosa è successo a Frédéric Baldan, ex lobbista, grande accusatore di Ursula von der Leyen, che ha messo in fila un po' di cose su di lei, le ha scritte in un libro, gli hanno chiuso i conti correnti. Diciamo, questa Unione Europea che è sempre pronta a fare la morale all'Ungheria, alla Polonia, alla Slovacchia, all'Italia con la destra, ecco, forse farebbe meglio a verificare, fare un po' più di verifiche sulla sua classe dirigente, perché non mi sembra che questa classe dirigente sia all'altezza della situazione, soprattutto all'altezza della moralina che ci viene impartita. Non so, Matt, se vuoi presentare e chiedere al nostro ospite la sua opinione su questo, da difensore, diciamo così, dell'Europa, perché voglio sentire anche poi la voce dei difensori dell'Europa. Oggi, secondo me, c'è ben poco da difendere. Prevengo l'obiezione quando si dice, quelli che dicono se c'è un'inchiesta per corruzione vuol dire che c'è un sistema anticorruzione. No, vuol dire anche che ci sono dei corrotti, se ci sono arresti per corruzione, perché anche in Italia si sono fatte tante polemiche. Allora cancelliamo tutto quello che è stato detto su Berlusconi e su altri per decenni, quindi direi che questa non mi sembra una grande difesa, però magari invece ci sono altre difese di altro tipo. E allora io vorrei sentire l'opinione di Palma e vedere se combacio, se insomma ha qualcosa da ridire in merito alla questione. Prego. Io ho da dire che al momento non c'è nulla, cioè c'è un'inchiesta da parte di una procura belga su un'ipotesi di truffa da parte dell'ex commissario europeo che avrebbe utilizzato le proprie entrature all'interno della commissione per ottenere l'affidamento di un appalto significativo per la formazione di nuovi diplomatici europei. Visto che i precedenti sono l'unica cosa certa in questa vicenda, il precedente è quello del Qatargate, cioè sostanzialmente nulla. 3 anni fa vennero arrestate a strascico una serie di persone, una persona di queste, l'unica pizzicata con le mani nel sacco, l'ex deputato del PD Antonio Panzeri, ha patteggiato una pena di 1 anno di reclusione. Tutti gli altri indagati, arrestati e poi scarcerati sono da 3 anni in attesa di giudizio, con una prassi che è belga ma è anche dal nostro punto di vista molto italiana. Io al giochino per cui quando c'è uno di sinistra che viene indagato o arrestato per corruzione, allora la destra insorge, oppure quando c'è uno di destra indagato o arrestato per corruzione, allora la sinistra insorge, non gioco, nel senso che questa è la prassi tossica dell'informazione italiana, che continuo a pensare debba fare qualcosa di diverso che l'altoparlante Sono d'accordo, Palma. Come avrà sentito, infatti ho detto, i primi, io non dico, non voglio pensare che la Mogherini sia colpevole, che lo fosse Panzeri, che tra l'altro io conoscevo, era anche un uomo molto simpatico. Peraltro le sentenze, secondo me, in certi casi possono persino essere sbagliate, quindi si figuri, no? Cioè io sono su questo ultra garantista. Però qui si tratta di un'istituzione che ama molto giudicare, appunto, e far la morale. Cioè le prime bacchettate, i primi esempi di superiorità vengono proprio dall'Unione Europea, che poi quando si tratta di tutelare i suoi alti rappresentanti a partire dalla von der Leyen, insomma, sono molto pronte, perché qui, intendiamoci, io vedo nel dibattito politico una difesa d'ufficio che in altri casi non vedo, e un po' mi dà fastidio, e vedo anche delle cose un po' sbagliate. Cioè io, lo so, leggo il post di Marco Taradash che dice qui è una guerra ibrida, quindi dobbiamo pensare che i giudici europei siano infiltrati dai russi, siano pagati dai russi, questo è un atto dei russi per arrestare la Mogherini, il Qatargate, per carità, il Qatargate probabilmente c'erano equilibri di potere fra fazioni orientali diverse, diciamo così, no?
Però, come dire, allora anche lì dobbiamo pensare che ci siano infiltrazioni ad alto livello, e se è vero che ci sono queste infiltrazioni, tutti quelli che hanno rapporti, non so, con la Cina, con gli Stati Uniti e le grandi case farmaceutiche, Ursula von der Leyen che si mandava i messaggini con il capo di Pfizer, cioè tutto questo non vale mai. Però se la Mogherini viene arrestata, allora la poverina è vittima del sistema e ci sono le macchinazioni russe. No, io non dico che la Mogherini è vittima del sistema, dico che la Mogherini è stata fermata ed è stata rilasciata ed è indagata per un reato su cui la procura di un paese democratico procederà nei suoi confronti e fino a prova contraria è innocente come tutti quelli che sono indagati. Però io non parlo dell'inchiesta, io parlo del mestiere che facciamo noi, cioè il nostro mestiere è quello delle ruote di scorta delle inchieste delle procure. Quando è indagata il PD ci sono dei giornali, fra cui anche il suo, che fanno i titoli in prima pagina. Quando è indagato qualcuno di Forza Italia o di Fratelli d'Italia ci sono i giornali di sinistra che fanno la stessa cosa. Noi li abbiamo fatti anche sugli altri, infatti non ci amano granché, diciamo così, li abbiamo fatti anche dalla Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, li abbiamo fatti su tutti. È una notizia. Mentre tornando... Ah, certo, è una notizia, però ripeto, la notizia è quella lì. La notizia non è che è stato scoperchiato il pentolone della corruzione europea, che è cosa che si potrebbe però cominciano a essere parzialmente, tanti, mi perdoni, sa perché a me sta a cuore? Uno, perché cominciano a essere un po' tanti sti casi, due, perché c'è tutta la partita ucraina anche lì coperta fino a quando poi Zelensky insomma perde un po' di potere, allora scoperchiamo i water d'oro. E a noi, a tutta questa gente, diamo un sacco di soldi. Cioè queste persone qui, questa classe dirigente qui, è quella che gestisce i soldi del PNRR, che non è affatto una manna dal cielo, ma è un sistema per dire, cari stati membri, adesso i vostri soldi li gestiamo noi e vi diciamo come dovete spenderli, e se non rispettate le cose che vi diciamo noi non ve li diamo. In più, quando ve li diamo, vi chiediamo anche gli interessi, perché questo così funziona l'Unione Europea, no? Sì, questo capisco la sua obiezione, io le ripeto la mia, cioè stiamo parlando di un'inchiesta in un paese democratico che si concluderà con le regole di un paese democratico. Lei dice però questi fanno la morale alla Russia, fanno la morale all'Ungheria, fanno la morale alla Slovacchia, appunto, fanno la morale dei paesi o direttamente dispotici come la Federazione Russa, oppure su cui non è che gravano inchieste di corruzione, ma che hanno realizzato in maniera esplicita delle violazioni dello Stato di diritto, ma in termini legislativi, non in termini meramente giudiziari. Quindi io separerei i problemi. Ci sono tante inchieste, benissimo, ieri è stato assolto un ginecologo radicale torinese, Silvio Viale, di cui hanno scritto tutti i giornali italiani. Come hanno scritto delle cose tremende. In termini colpevolistici, ripeto, di destra e di sinistra, senza eccezioni. Per 2 anni era accusato da 10 donne, è stato assolto. Quindi un uomo esuberante, uso il teorema. Un uomo esuberante, ma diciamo non per questo accusabile di essere uno stupratore. Quindi io uso il teorema Viale anche rispetto alla Mogherini. Mentre rispetto alla guerra ibrida, concludo su questo, questa è totalmente un'altra cosa. Cioè la guerra ibrida non è la malversazione del funzionario corrotto ed infedele che utilizza le proprie entrature per arricchimento personale o per vantaggi legati alla propria posizione, alla propria attività e così via. La guerra ibrida è una guerra, cioè è una strategia di destabilizzazione politica di un avversario normalmente condotta da un paese non democratico nei confronti di un paese democratico, ed è totalmente un'altra cosa. Cioè, vi facciamo un esempio molto concreto. La Banca d'Italia ha segnalato che all'indomani dell'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, l'ambasciata russa in Italia ha ritirato in contanti 4 milioni di euro. Allora, noi ovviamente non sappiamo a chi sono andati questi 4 milioni di euro e non sappiamo chi sono i colpevoli, sappiamo che c'è la corruzione. Ecco, quella è una corruzione provata, anche se non sappiamo chi sono i corrotti. Nel caso della Mogherini non è ancora provato nulla e vedremo il processo come andrà a finire. Sì, no, vedremo questo, vedremo come andrà. Diciamo che
Nel frattempo io continuo a mantenere i miei dubbi. Si è aggiunto Alessandro Rico, collega della Verità, che Carmelo Palma ha bacchettato per il titolo giustizialista sulla Mogherini. Alessandro, ci interessiamo di un caso che non esiste, cioè un caso che si risolverà in nulla come il Qatar Gate, e così approfittiamo del fatto che è una del PD? Che dici tu? Io faccio queste domande anche da solo per essere sicuro di far bene il mio mestiere. Ma guarda, a parte anche il Qatar Gate, dobbiamo vedere come finisce, nel senso che oggi c'è un voto all'Eurocamera sulla Gualmini, mi pare. Quindi anche lì in realtà si procede, si va avanti. Beh, qui poi, sai, a livello giudiziario io non posso sapere come andrà a finire e devo essere anche sincero, l'aspetto giudiziario è quello che mi interessa di meno di queste vicende, più l'aspetto politico, quello interessante. Ed è la stessa cosa che vale poi per l'Ucraina e secondo me è questo il tasto paradossale, cioè che nell'Unione Europea si è scoperto un sistema, al di là dell'esistenza o meno di un reato, si è scoperto, diciamo, una situazione di opacità, ecco, zone oscure, proprio negli stessi giorni in cui scopriamo che i fondi dell'Unione Europea che vanno all'Ucraina contribuiscono in qualche modo ad alimentare pure lì un meccanismo piuttosto torbido, mutatis mutandis ovviamente. Quindi il dato politico che ne viene fuori in una fase in cui i negoziati sono molto complicati e l'Europa non mi pare che stia spingendo per una soluzione diplomatica di breve periodo, tutto questo indebolisce ovviamente il fronte di quelli che vorrebbero strappare concessioni più convenienti agli Stati Uniti. Non credo per colpa dei giudici, ma probabilmente per colpa, almeno in questo caso, io non è che sia un grande fan della magistratura e delle inchieste, però credo che in questo caso sia piuttosto colpa di chi ha fatto qualche pasticcio prima, ecco. Ma secondo te esiste un problema? Cioè, perché qua il problema è, c'è una questione strutturale di corruzione, di malfunzionamento, perché l'obiezione di tutti, sia sull'Ucraina che sull'Unione Europea, oggi è ma se si scoprono le inchieste, significa che ci sono gli anticorpi. Va bene. A parte il fatto che, per esempio, in Ucraina qualcuno ha provato a eliminarli gli anticorpi. Mi riferisco allo stesso Zelensky. Noi ci siamo scordati che a luglio Zelensky aveva provato a far approvare una legge per togliere poteri a questa autorità anticorruzione, a questa procura anticorruzione, che poi sono andate avanti e hanno sostanzialmente decapitato il suo cerchio magico. Nell'Unione Europea, viva Dio che ci sono dei contrappesi, altrimenti non potremmo neppure vantarci di quei valori e di quei principi liberal-democratici di cui andiamo così tanto fieri. In Ucraina questo è reso molto più complicato ovviamente dalla presenza sotto traccia di una guerra tra bande, perché questo si tratta e si è sempre trattato di questo, cioè l'Ucraina è un paese dove Igor Kolomoisky, che era l'oligarca che è stato un po' il padre politico di Zelensky, era uno che andava a fare gli assalti nelle sedi delle aziende partecipate con le squadracce armate di macete, e non credo che rispetto a quella fase loro siano andati molto avanti. Dopodiché è vero, sì, in Russia magari non ci sarà non ci saranno gli stessi meccanismi di trasparenza, però noi non stiamo finanziando la Russia, ovvero la stiamo finanziando indirettamente con gli acquisti energetici che ora promettiamo di interrompere, però non è un nostro alleato, mettiamola così, e ci ritroviamo invece alleati di un paese nel quale è stato scoperchiato questo scandalo, ed è un paese nei confronti del quale noi vogliamo ancora esporci, dando altri soldi, dando altre armi e rischiando anche la bancarotta con una misura come quella della confisca degli asset russi, che probabilmente non si farà, ma se si facesse sarebbe un disastro. Palma? No, interessante, nel senso che allora stiamo discutendo se sia preferibile rischiare l'osso del collo per finanziare una democrazia aggredita da un regime dispotico, oppure in nome della lotta alla corruzione
accettare, diciamo, un appeasement con il regime dispotico nella speranza che si fermi all'Ucraina, perché poi la verità è questa, cioè tutte queste discussioni che faceva prima il collega Rico, dove portano? Portano all'idea che noi stiamo non finanziando la resistenza di un paese aggredito, ma stiamo finanziando la sua corruzione. Ovviamente questo è una posizione che ha ampio spazio sulla stampa, sull'informazione e nella politica italiana, ma è appunto una posizione di appeasement nei confronti di un paese dispotico. La verità, diciamo, politica, non quella delle inchieste giudiziarie, è che in Ucraina ci sono delle inchieste per corruzione che inevitabilmente nasce in situazioni di stato di eccezione come lo stato di guerra. Noi abbiamo avuto la corruzione sul Covid, che non era una guerra, figurarsi se non c'è la corruzione su forniture militari miliardarie, ma c'è un sistema che, per quanto ancora rudimentale dal punto di vista dello Stato di diritto, funziona. Zelensky ha provato a fermare l'inchiesta e la piazza si è ribellata, Yermak ha provato a resistere, Yermak è caduto. Non risulta che tutti quelli che hanno denunciato i tentativi di Zelensky o la resistenza di Yermak siano morti suicidi cadendo dalle finestre di Kiev o di Kharkiv. Ecco, in Russia succede esattamente il contrario, cioè se uno prova a segnalare qualche pericolo, non ci sono discussioni sul web come stiamo facendo noi. C'è il trattamento Prigozhin, che è il trattamento. La risposta di Rico, che siamo in chiusura? Guarda, in realtà ho risposto, cioè noi non siamo alleati della Russia, noi siamo alleati dell'Ucraina. Quindi quello che succede in Russia ci deve preoccupare fino a un certo punto. Poi io sinceramente tenderei a respingere anche questa definizione dell'appeasement, più che altro per il valore storico che le è stato dato. Secondo me anche quello un po' sbagliato. Però qui il punto è, noi non è che dobbiamo negoziare perché gli ucraini sono corrotti, dobbiamo negoziare perché gli ucraini stanno perdendo la guerra. Se avessimo negoziato, forse, non so, 1 anno e mezzo fa, avremmo negoziato da una posizione migliore di quella da cui stiamo negoziando oggi. Se non negoziamo oggi, può darsi che nel momento in cui decideremo di farlo, la posizione sarà ancora peggiore rispetto a quella di oggi. A meno che il piano non sia continuare la guerra per procura, mandando gli altri a morire, oppure addirittura parteciparci anche noi, sia pure nella forma ibrida che è stata evocata dalla NATO. Secondo me non è un piano geniale questo, dopodiché Putin non si ferma all'Ucraina, va in Polonia. Beh, quando andrà in Polonia, se ci andrà, nel frattempo ci prepariamo, faremo la guerra. Per il momento non mi sembra geniale come idea quella di scontrarci direttamente con la Russia, perché anche se la Russia non ha la forza di battere la NATO, è comunque meno debole di quello che è stato detto quando è fallita la prima fase della guerra in Ucraina, e comunque una guerra convenzionale o non convenzionale con la Russia farebbe molti danni e non credo che ci convenga, perché ricordiamoci, anche una guerra cyber può fare anche più danni di un bombardamento su una città. Pensate, bloccare conti, far sparire soldi, distruggere una rete ospedaliera, poi con le nostre vulnerabilità quanto ci vuole per fare una cosa del genere? Bloccare conti e far sparire soldi è una cosa che fanno agilmente anche altri senza bisogno della guerra cyber, vediamo un po' in giro. Grazie Carmelo Palma, Alessandro Rico, Matt, dobbiamo chiudere, mi sa. Grazie a voi per aver dibattuto sul tema e noi ritorniamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a tutti.